Assessore oggi ha approvato un documento con il quale si regolamenta per la prima volta in regione il trasporto sanitario. Che cosa comporterà? Beh, intanto diciamo che qui stiamo parlando di trasporti sanitari non in urgenza, sono quei trasporti per i quali le aziende sanitarie devono provvedere nei casi in cui le persone non possano, abbiano difficoltà fisiche a deambulare o altro. È un documento che impone alle aziende sanitarie intanto un comportamento omogeneo, perché sui trasporti non in urgenza c'erano comportamenti difformi, e spiega quali devono essere a carico delle aziende sanitarie, perché le aziende sanitarie devono farsi carico di alcuni trasporti sanitari e questo li regolamenta molto bene. Vale per i cittadini residenti nella nostra regione ed eventualmente per i cittadini che devono essere trasportati con queste modalità di fuori regione, ovviamente noi fattureremo i costi alle regioni di provenienza. È diciamo un regolamento che vuole mettere ordine, ma soprattutto dare le stesse regole a tutti i territori della regione, perché fino ad oggi non c'era una regola regionale per cui ogni azienda si comportava in modo difforme, con il paradosso che magari in alcune aziende alcuni trasporti sanitari non venivano fatti oppure venivano addebitati al paziente.